Si svolgerà il prossimo sabato 9 settembre a partire dalle ore 21 presso la piazza del Monastero delle Benedettine a Palma di Montechiaro la terza edizione del premio Gattopardo d'Oro, che sarà diretto quest'anno da Nino Graziano Luca e organizzato dall'istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa, presieduta dalla dottoressa Letizia Pace. Una serata molto interessante con momenti di spettacolo, di intrattenimento e tanto attesa, colma di riconoscimenti e momenti straordinari. Ospite ad eccezione il premio Oscar Nicola Piovani, gli attori Giulio Scarpati e Deborah Carpoglio, il direttore di Rai 1, Daytime, Angelo Mellone, in collegamento da Roma, il Teatro Massimo di Catania con il sovrintendente maestro Giovanni Cultrera. In occasione degli 80 anni della sua nascita ricorderemo Raffaella Carrà con la giornalista del TG1 Rai Adriana Pannitteri e lo storico capostruttura Rai Paolo De Andreis. Tra gli ospiti della serata ci saranno la saggista lampedusista Maria A. Ferrarolo, la giornalista Sara Manfuso, il corpo di ballo della Compagnia Nazionale di Danza Storica, famosa per la partecipazione in 2 film prodotti dalla Disney, per una magica esecuzione in costume dell'Ottocento, del valzer, della mazurka, della controdanza del film Il Gattopardo, l'orchestra Ensemble Bellini diretta dal maestro Giovanni Anastasio che ci incanterà con l'esecuzione di celebri colonne sonore. E intanto, come afferma la presidente Letizia Pace, sarà un evento che vuole coniugare la letteratura e il cinema. Il premio si ispira a uno dei più celebri romanzi del Novecento e al film di Luchino Visconti per sottolineare il profondo legame tra le 2 forme d'arte e l'importanza del cinema inteso come arte cinematografica, non solo un mero prodotto commerciale. Il legame, conclude la presidente Letizia Pace, con la famiglia Tommasi è un legame forte, connesso alle nostre origini di cui siamo orgogliosi. La storia si intreccia con l'arte per creare una magia. Dopotutto il cinema è sogno, cultura e libertà.